Apparentamento tecnico, e questo è il termine descritto dalla legge sull'elezione diretta del sindaco del 1993. Si tratta in pratica di una finestra concessa ai partiti per bloccare il premio di maggioranza. Se al ballottaggio le liste che si apparentano con il candidato sindaco perdente hanno superato al primo turno il 50% più uno dei consensi, le liste che sostengono il candidato sindaco che uscirà vittorioso dalle urne non potranno beneficiare del premio di maggioranza, cioè ottenere 18 consiglieri su 30. I seggi verranno ripartiti con il sistema proporzionale. Zambuto ha fatto intendere che non vuole apparentarsi con alcun partito, ne consegue che gli occhi sono puntati sullo sfidante Pennica, che potrebbe aprire le porte a MPA, FLI e PD, le cui liste insieme a quelle del PDL, Grande Sud e Cantiere Popolare superano abbondantemente il 50%. Da un lato Pennica potrebbe avere sostegno dalla maggior parte delle forze politiche presenti in città, cosa che aveva già auspicato in sede di presentazione della sua candidatura. Dall'altro i partiti stessi potrebbero avere più consiglieri a Palazzo dei Giganti. Da un calcolo approssimativo, infatti, senza premio di maggioranza, il PDL e l'MPA potrebbero ottenere 5 consiglieri, Grande Sud di 3, Cantiere Popolare, FLI e PD 2 ciascuno. Insomma, la partita si gioca non solo sui candidati sindaco, ma anche sulla rappresentanza consiliare. Un segnale che si va verso l'apparentamento tecnico si è avuto con la dichiarazione di Pennica di azzerare la giunta, atto necessario in caso proprio di apparentamento al secondo turno. Ed entro domani pomeriggio i giochi dovranno essere fatti. Zambuto dal canto suo di apparentamenti non ne vuole sentire parlare per non essere contaminato dal fluido dell'antipartitismo, o meglio dell'antiparlamentarismo, che ha inciso non poco su queste amministrative in termini di voto disgiunto. Per Pennica invece l'essere sostenuto da una grande coalizione potrebbe significare un buon trampolino di lancio per tentare il salto finale ed il sorpasso, anche se ha tenuto a precisare che la sfida riguarda gli uomini di programmi e non i partiti.